Amici bellini, al di là dei soliti rumori che voi sentirete, non sentirete, non lo so, ma è lunedì e quindi lunedì io credo che è importante che noi apriamo una nuova rubrica dove si fa un recap e si dà uno sguardo anche alle avversari per prepararci alle partite che verranno. Quindi da New York, Valerio Fluido è tutto e chiudo qua il video. Cominciamo. Allora, nella giornata in cui noi dobbiamo buttare acqua sul fuoco perché 6-0 diventa pericoloso, esaltarsi un pochino troppo, vediamo di evitare questa cosa qua. Ci facciamo aiutare anche dall'app OneFootball che io vi invito a scaricare, si parla di Milik qua, vabbè, ma si parla anche del... questo è un accennino che devo fare a tutta forza, a tutti i costi, l'esordio di Higuain, lo devo fare per forza perché... Ragazzi, quello esordisce con un rigore tirato alle stelle e poi con gli avversari forse lo prendono in giro, lui che parte la rissa, una roba veramente triste, più che senza dire altro triste. Nel giorno in cui noi ci dobbiamo invece godere il nostro centroavanti. E parlo del centroavanti perché, ora al di là di qualcuno su questo canale, ma in generale anche a livello nazionale ho sentito tipo che la Gazzetta segnano tutti tranne Osimhen, direbbe Osimhen, ma non ha importanza. Segnano tutti tranne Osimhen, sì, ma le state vedendo le partite o no? Perché se voi guardate le partite, allora direte che Osimhen è uomo partita, almeno insieme a Lozano, nel senso che Lozano c'ha i numeri, la doppietta, eccetera, eccetera, ma Osimhen entra in tutte anche quelle del Parma, entra in tutte le azioni e mi sembra anche stupido doverlo ribadire, voi tutti l'avete visto e notato e annotato e riportato sul mio canale. Osimhen con i suoi movimenti, con il tentativo di profondità già si porta due appresso e crea degli spazi. Quando detta il passaggio, poi dopo se tu segui e lui è capace già la seconda volta consecutiva che col tacchetto, una volta era per Insigne che purtroppo prese il palo col Parma. A proposito, mi fate sapere nei commenti se abbiamo preso un altro palo ieri, nei momenti in cui magari il mio streaming non funzionava perché mi potrebbe essere sfuggito. Non ci dovrebbero essere rigori dubbi e non pali, noi dobbiamo fare il dossier, quindi fatemi sapere nei commenti se ci sono state delle cose che mi sono sfuggite. Ma comunque, in questo caso, nel caso di ieri, Osimhen riesce nel tacco con la suola di gran classe a servire poi la corrente Zielinski che fa una finta dove mette a terra un difensore e poi tira, nemmeno angolando più di tanto, ma ormai l'aveva fregato a Marchetti. Un'azione straordinaria, uno di quegli strappi dei suoi. Ed entriamo anche nel discorso dei due centrali e nella previsione che noi siamo già in prepartita Juventus, non c'è ombra di dubbio che noi già stiamo pensando a quello. Allora io mi devo far ispirare un pochino dalle parole di Gattuso, le interviste, le cose dove lui giustamente stempera e dice non abbiamo fatto niente, il risultato è bugiardo, addirittura stavo pensando di mettere Lobotka se Zielinski non avesse segnato subito, stavo per inserire Lobotka. Allora attenzione, questo ci deve far riflettere che lui ha visto una mancanza di equilibrio ed è lì che tu dici ok, se l'hai vista contro il Genoa probabilmente con la Juve ti metti paura e potresti passare al 4-3-3, il che non è detto che sia l'idea giusta. Ho ascoltato Paolo Del Genio, la formazione, lui dice di insistere su queste cose qua, io sto ancora formandomi un'idea al riguardo. A me piace l'idea di avere il doppio play, se tu decidi di prendere la squadra, il pallino del gioco in mano, il doppio play mi piace perché come fai a marcarli tutti e due? Oltretutto una squadra come la Juve con Ronaldo, Kulusevski, poi dipende se tornerà Dybala. Il problema nostro è che non la conosciamo tanto bene, almeno io non avendola potuta vedere spesso non so cosa aspettarmi, ma avere il doppio play ti dà più qualità se tieni il pallino del gioco. Se invece molli il pallino del gioco come abbiamo fatto nelle partite di Coppa Italia dove abbiamo aspettato di più, ma era probabilmente una necessità aspettare di più, allora sì che ti serve più un demme, ti serve uno che si mette tra le linee di passaggio, ti fa da schermo, si va a pigliare il pallone da sotto,
Però col doppio play mi sa pure che facciamo meno fazzoletto. E anche la presenza di Osimhen che ti cambia completamente la tattica, la variante, la famosa variante tattica, no? Che hai altre possibilità, la possibilità di fare un lancio lungo. Yusai sta diventando il nostro lanciatore. Meglio coi piedi, meglio di Manolas, diciamolo le cose come stanno, perché bisogna essere onesti. Noi vogliamo un terzino sinistro nuovo, fresco, il ritorno di Gulam, oppure uno nuovo. Però nel frattempo bene che i sostituti, che siano Rui, che sia Yusai, che sia altra gente, si impegnino come si stanno impegnando, e bisogna anche fare un plauso. Ma dobbiamo capire che cosa, se avete voi un'idea, come secondo voi affronterà Gattuso questa Juve. Io vi prometto, tra l'altro grazie per per come stanno andando bene i video, e anche per gli iscritti che stanno aumentando a vista d'occhio. Quando arriviamo a 5.000 io vi faccio un regalo, ne vi faccio 3 regali, forse 4, perché meritate. Ma io vi porterò una sorpresa, forse giovedì, vediamo, è un approfondimento ma serio e legittimo, perché se vi parlo io di Juventus potrei sbagliarmi, invece vi porterò una sorpresa per fare in modo che sappiamo effettivamente cosa aspettarci, e capire se è meglio mettersi con un 4-3-3 però con Lobotka invece di Demme, e quindi avere comunque la possibilità del lancio per Osimhen, che lascerei in campo, e a quel punto devi decidere se vuoi mettere Elmas al posto di Insigne, che purtroppo resta infortunato, e confermare Lozano, oppure Mertens al posto di Insigne e confermare Lozano, e quindi avere Mertens, Osimhen, Lozano con dietro i soliti, che a quel punto può diventare comunque in corsa un 4-2-3-1, spostando Mertens dietro a Osimhen e facendo alzare uno, potrebbe essere Zielinski, in zona Insigne, avendo Lobotka Fabian come doppio play. Questa potrebbe essere secondo me una idea interessante. La chiave più che Osimhen è Mertens. Se tu metti Mertens in campo in uno dei 3 al posto di Insigne o al posto di Lozano, allora sì che lo puoi spostare sotto punta e hai più pericolosità a tutti gli effetti. Se invece ne vuoi usare un altro un pochino più conservativo, che so, metti Elmas al posto di Insigne e metti Politano al posto di Lozano, puoi farlo comunque, puoi spostare un Elmas dietro e far salire Zielinski, però non hai Mertens, semplicemente non hai Mertens. Volevo fare un attimo un richiamino al discorso che Potito mi faceva vedere, mi faceva notare la formazione dell'Inter con la quale Conte stava quasi per perdere la partita con la Fiorentina. Lui mette Kolarov e quell'altro, e D'Ambrosio nei 3 centrali, con Perisic sulla fascia, con Eriksen dietro le punte. Io così, ma veramente state facendo, cioè veramente tu pensi di avere l'equilibrio così? Poi quando è che la ribalta? La ribalta quando Kolarov diventa terzino, si mettono a 4, entra Sanchez, Eriksen non funziona perché Conte evidentemente non lo fa funzionare, e c'è più equilibrio in campo dopo aver messo tutti i criminali a centrocampo. Entrano Nainggolan e Vidal insieme, cioè una roba veramente di criminalità. Però lì sono i campioni che a un certo punto, messi tutti quanti insieme, qualcosa dal cilindro te la pescano, perché sono gli specialisti che ti pescano una soluzione dal cilindro. Non lo so se ti puoi permettere di mettere Kolarov e D'Ambrosio difensori centrali. Sarebbe la sconfitta della tattica a favore dell'individualità, no? Quello è più forte, allora tipo scudetto, tipo Football Manager, metto quello là col numero più alto, quello più veloce in attacco a FIFA, per farvi capire. E non è così che può funzionare il calcio nel mondo reale. Spero di no, perché altrimenti noi che facciamo? Parliamo a vuoto. E questo è il problema. Allora noi speriamo di non parlare a vuoto, e quando facciamo delle ipotesi speriamo di avere dei riscontri. Poi è chiaro, devi fare gol. Se non fai gol, se la butti sul palo, tutto il discorso ipotetico, teorico viene a mancare, ma non è più nemmeno colpa tua, un po' di sfortuna, un po' perché la palla è rotonda, no? Ma vero è, in conclusione, che Gattuso secondo me ci ragionerà molto questa settimana, si guarderà la partita Roma-Juventus, dove la Juve ha rischiato tanto, dove sono finiti in inferiorità numerica, dove la Roma ha ciccato la possibilità, perché Dzeko, vabbè, lasciamo perdere. Accennino,
sui rigori, perché Bonucci noi mo teniamo d'occhio, ci sono stati 2 rigori, per me sono entrambi, quello per la Roma e quello per la Juve, entrambi movimenti volontari, quello di Rabiot e anche quello là del romanista, quindi ci sta il rigore, non ci lamentiamo, andiamo avanti. Da New York, Valerio Fude è tutto, questo è un piccolo approfondimento per fare un recap, per capire che cosa succede poi in Serie A, ma dobbiamo tenerci aggiornati perché non basta. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.